Simone appartiene al popolo Caripuna che vive nelle terre indigene Wasa, Yuminha e Galibi in Oiapoque, che si trova in Brasile. Il territorio è all'estremo nord dello stato di Amapá e confina con la Guyana francese. La regione ha due territori indigeni, uno dei quali è in parte tagliato da un'autostrada, lungo la quale ci sono 9 villaggi esposti ai rischi. La popolazione soffre l'ingresso indiscriminato di tanta gente nelle loro terre. Simone racconta di minacce da parte di garipeiros che hanno interessi. È quindi una sfida costante a cercare di tenere il territorio sempre sotto sorveglianza. Recentemente si è concluso l'iter del decreto del governo federale che autorizza l'estrazione mineraria nella riserva nazionale di rame e associati e che segnerebbe la morte dei popoli indigeni della regione. La Renca rappresenta una zona di più di 46.000 km² nella quale vivono diverse comunità. Con il decreto Renca siamo stati molto esposti. Se lasciamo queste compagnie minerarie entrare in una regione si crea un precedente per il loro ingresso in qualsiasi altra comunità. Allora per noi è quasi la morte. Tutti i popoli della regione si sono riuniti per dialogare e decidere di combattere per impedire l'applicazione del decreto. Si teme che l'insediamento delle compagnie minerarie possa favorire la contaminazione delle acque dei fiumi e dei torrenti con conseguenze ambientali e sociali devastanti. Nel corso degli anni abbiamo sofferto sempre di più nella mia regione, siamo stati massacrati per impedirci di parlare la nostra lingua. Abbiamo tentato tutto per preservarla, ma purtroppo abbiamo perso molto. Poi all'improvviso vediamo che si offre la possibilità all'industria mineraria di entrare nel nostro territorio, con il rischio di lasciarci senza acqua potabile, dato che la nostra acqua proviene da una regione ricca di fiumi e torrenti. Immagina se questi venissero contaminati. Abbiamo pensato sarebbe la morte per noi. Imagine isso sendo afetado. Então a gente pensou, é a morte para nós.